Era un personaggio straordinario, noi così lo ricordiamo, era integralmente antifascista fino al midollo. Non ha lasciato niente, loro sono stati bravi a trovare tutte queste cose, lui non ha lasciato niente del periodo della Resistenza. Ha cominciato a fare un diario dopo, abbiamo il diario della sua vita da dopo a quando è morto, poco prima che morisse, però di quel periodo avrete trovato giornali, pezzi di giornali, relazioni di altri, ma lui non ha lasciato niente. È stato orgoglioso di quel periodo, però non ha voluto, e anche con noi, almeno mi ricordo, non parlava molto di quel periodo. Ci ha raccontato l'episodio dell'industriale che l'ha salvato andando a Milano, quello del re, ci raccontava queste cose, però della parte sua durante la Resistenza non solo non ha saputo niente, ma ha parlato molto poco. È una cosa che lo aveva, sapeva molto più mia mamma era la memoria storica della famiglia, e è stata molto interessante alla fine della vita di mio padre, dal punto di vista scientifico. Si è innamorato degli Stati Uniti, come lo sono io tra l'altro, soprattutto di Lincoln, perché gli liberatori degli schiavi eccetera, poi si è accorto che tale non era proprio, e ha cominciato a scrivere su Lincoln e anche un commento di questa lettera di Garibaldi che scrive a Lincoln come liberatore degli schiavi. In questo ultimo periodo ha seguito queste cose, però politicamente, morto il partito d'Azione, lui è sempre stato repubblicano, non per niente era amico fraterno di Pisentini, di La Macca, che io mi ricordo per casa, e di altre tante gente che hanno continuato a trovarsi. Io ho delle fotografie delle riunioni dei partigiani su una casa che avevamo sul Montello fino a poco prima che morisse, poco prima, cioè fino agli anni 70, fine anni 70, insomma, quindi il collegamento con la politica, con la Resistenza e con quel periodo c'è sempre stato.